Arte e mistero sono le tre parole chiave per la presentazione del prossimo quadro moda. Identità e divertenti, la moda vista con l'occhio di chi vuole dare quella nota imprevedibile, irriverente, trasgressivo e fuori dagli schemi, dedicata a chi ama tendenza dinamica. Note di colore, sfumature di un'estate che è oramai alle porte, e l'estate la potremo vivere tutti insieme grazie a questo marchio, la luce, i colori e la magia del gruppo e soprattutto dei modelli Anna Maria.
per gli amici di Amemaia, ma soprattutto per tutto quello che questa sera abbiamo avuto la possibilità di vivere insieme. Amemaia, un marchio che vi accompagnerà per tutta questa meravigliosa e pazza estate. Facciamo un bel applauso! Ma le emozioni non sono finite qua, perché vi devo presentare una persona che sarà il testimonial per il 2017 per quanto riguarda Amemaia. Abbiamo visto questa sera una persona semplice, una persona deliziosa, ma soprattutto un grande artista. Lui si chiama Pierpaolo Pecorelli. Amemaia con la maglietta ufficiale della marchio Amemaia per quanto riguarda la nostra meravigliosa estate 2017. Con noi stasera Pierpaolo Pecorelli, un bel applauso! Allora, la moda vista con l'occhio di chi vuole dare quella nota di imprevedibile, risulterebbe trasgressivo e fuori dagli schemi. È un po' come te. Sì, un po' come me, un po' come Amemaia, come dice lui. No, Amemaia, perché poi comunque fondamentalmente la parola di Veneto che ci va a parlare di una maglietta, ma soprattutto di tutto uno stile di vita e di una bellezza assolutamente unica. Assolutamente, questo stile un po' vintage, insomma, che è molto ricercato, però io conosco loro ormai da gli anni Nicola, Esther, poi anche Massimo. Devo dire che sono molto ricercati, lo stile appunto vintage, giovane, fresco, insomma, ho sposato con loro questo. Allora, benvenuto nella grande famiglia di Amemaia, per il lato finale per i nostri amici e soprattutto per questo marchio che questa sera, grazie al mio club, è venuta anche qui. Grazie ad Amemaia e grazie a tutti voi amici che stasera avete sfilato, ma tra poco avremo anche un verdetto. Il verdetto della nostra giuria tecnica, sapremo chi è Miss. Allora, 5 fasce per le ragazze e poi una fascia per i nostri per le Miss Amemaia e 3 fasce per i nostri ragazzi. Allora, un attimo di musica. Allora, una serata veramente magica, bellissima, meravigliosa. Ragazzi, la premiazione per quanto riguarda i fotografi, vi chiedo, la volete qui davanti? Allora, terzo posto per quanto riguarda i ragazzi, vorrei qua vicino Barbara Tagliapietra con la fascia del terzo posto. Allora, Barbara, ci siamo. Allora, terzo posto con la fascia mister meravigliosa di questa serata qui al club per prego. Ah no, pensavo perfetto. Allora, guardate il terzo posto per questo concorso dedicato ai mister, il numero 5 Mattia Bacconi. Vorrei Massimo Caramel del gruppo Amemaia insieme
insieme ad Esther e a tutto lo staff ha messo insieme questo momento dedicato a voi. Prima posizione per Mr. Extro, dedicata alla numero 7 Daniele Liniero. Grazie ancora, la finale per i nostri ragazzi. Grande applauso per il Petrole. Allora passiamo a Miss Amemaia, direi del palcoscenico Massimo Caramella e Pierpaolo Petrelli per la premiazione. Siamo pronti? Prego. Asia, anche Asia con noi che ha la coroncina e la deve cedere per la prossima ragazza che è Miss Amemaia. Vi facciamo un bel applauso a Asia che dovrà cedere la coroncina. Allora venite qua davanti, dai, su con me a cedere. È bellissimo, già vincere la corona è proprio un'emozione bellissima. E l'emozione continua con la Miss che porterà avanti il nome di Miss Amemaia 2017 per la ragazza numero... Che numero può essere? Dai, venite tutte qua, non ci stiamo però, dovete distribuirvi un po' da una parte e un po' dall'altra. Allora, dai, non ci possono stare qui sopra, Dai, dillo. No, io ho un'idea, però non so se mi sbilancio. Dove vince la 102? 102, aggiudicato 102. Allora vince il titolo di Miss Amemaia 2017 la numero 9. Mettiamo giusta la fascia, il vestito di Asia, non so se inizierà ancora alla fine della serata. Ci siamo? Ai fotografi, Bellino vieni qua. Pensate vieni qua, abbiamo Bellino perché sono già prima. Perfetto! Voglio sentirlo più forte. Allora, adesso si sente. Allora concediamo anche la Miss Amemaia 2017, grande emozione, per andare poi a decretare le altre ragazze, le posizioni per quanto riguarda il concorso. Allora siamo 5 fasce per le ragazze. Miss Mio Club, voglio Marco Crepaldi qua vicino a me. Marco Crepaldi con la fascia già citata, da questa parte perché sbirciano. Marco. Allora, la quinta posizione per quanto riguarda Miss Mio Club, guarda, dai, facciamo Miss Mio Club, Marco a premiare la numero 15 Elisa Bellocchi.
bellissima quarta posizione. Riccardo Pagani proprio in questi giorni ha avuto un bellissimo articolo anche in un giornale italiano, in più giornali, uno in particolare. Allora, pronto per la premiazione? Per premiare Riccardo Pagalla numero 2 Aurora. Questa donna ci siamo? Vorrei qua vicino a me Russandra per la Miss View. Terza posizione. Russandra che la numero la numero 11 Giorgia. Benissimo, stiamo arrivando nella zona calda, caldissima, calda, super calda per temare qui sul palco Giampaolo Perotto più Maria Bellotti che andranno ad incoronare la seconda classificata per quanto riguarda Miss Lab. Allora, Giampaolo Perotto e Maria Bellotti. Maria Bellotti dov'è? Eccola! Facciamo un bel applauso a questi signori che sono sempre presenti in queste manifestazioni. Prego. Onore merito per la seconda classificata che è la numero 6 Verona. Grazie di cuore. Allora io vorrei qua nel palcoscenico Manolo Tabacco, Pierpaolo Petrelli e poi la ragazza che deve così cedere la coroncina povera, ma noi gli vogliamo bene e ti seguiremo anche prossimamente perché questa ragazza ha portato la coroncina di Modella per un giorno Mario Pro. Ma poi è stato veramente un anno fantastico, sei altissimo, sei bellissima. Questo è un anno, ma per un giorno si parte 6 mesi e ogni tanto noi facciamo questi concorsi e guarda quanta bellezza. Per cui io vorrei un forte, fortissimo applauso per la reginetta uscente. Impassibile, come se non ci fosse un domani. Questo ci frega anche le rose. Ci porta via anche le rose. No, i fiori, non ci sono rose. Dai, facciamo la premiazione, dimmi. Ha condiviso tutti i momenti che ha condiviso io con Giorgia. Sono convinto, però insomma è sempre un'emozione, credo, per quanto riguarda. E lui infatti lo stai dimostrando, sta piacendo. Un bel applauso e andiamo a passare avanti perché si va sempre avanti con tante altre occasioni. Allora, primo posto, lo diciamo insieme? Questa, la numero 3
cambiare